Sandrone! Ciao, C'è Sandrone! lui. Sta scrivendo. Sandrone, cosa stai facendo? Questo Sto intercalare. scrivendo una Ecco. poesia di Natale bello. ispirata a Sweet Bombetta G, che G sta Sì, per... sì, lo sappiamo. Sento le parole scorrere sul foglio Sì. come acqua che scorre nel presepio del mio amico Gino Labbate l'inventa cagate. Come mai lo chiamano così, scusa? Perché una ne pensa e 100 ne fa. Inventa un sacco di cagate, vabbè, di cose perfettamente inutili ma assolutamente geniali. Hai Ma capito? dai. Sì, è proprio così. Tipo? Ad esempio la trappola per topi natalizia. Si chiama Christmas Mouse. Allora, praticamente una passerella coperta di neve finta che va a ricoprire una lama affilatissima. vero. ok. Sopra la lama c'è un filo scoperto della 220. Oia. All'estremità sinistra Sì. verrà posizionato un pezzo di panettone coi canditi. Sì. Ah, ok. Alla estremità destra verrà posizionato un pezzo di panettone senza canditi. Ah, ok. E Perché è sopra la giusto. testa un pezzo di Pandora. Ah, ok. Il topolino, Sì. quando arriva, Che dirà il panettone coi canditi o senza canditi? Eh. O è lo meglio il Pandora? Ma che Ma brutto. povero Topolino, Ma è bruttissima ma dai, questa qua, Natale, trattamento. Vabbè, Ma poverino. poveretto, ci dissociamo, dai. Vabbè, dai, senti un po', ma dai. pensa un po'. Adesso raccontaci di sta poesia. Sì, abbiamo capito. Vabbè, ma la poesia, quando ti è venuta l'ispirazione? Era un giorno che pioveva Sì, vabbè. e che tirava un forte vento. Sì, vabbè. Avevo appena finito di schiopparmi i punti neri sulla fronte e di applicarmi 2 volte al dì il Topex Samperlac nel giorno. Ok, vabbè. Ero nella mia cameretta e mi accingevo a spoilerare la preziosa collezione di Postal Market così tanto faticosamente raccolta. A un certo punto Martin perse la capa e sentetti come un suono risonarmi nel cervelletto e improvvisamente avvertetti una sensazione tipo la coda laser della stella di Natale e mi illuminetti e sentetti chiara la necessità di prendere carta, penna e un calamaro Calamaio, non calamaro. e inizietti così a pascolare Iniziai. l'inchiostro sulla cellulosa. Sì, E wow. le questo rime ci si sta. imprimettero sul foglio una ad una e formettero un'ode. Ne fiuggi per vaso. Come? Ne fiuggi per vaso. Ah, ne fui, ma che ne fui? Fiuggi per vaso da quei versetti. Fui. E mi versetti anche un goccio di carcare e ne so soggetti un sosso, mischieretti l'ugola e recitetti così. Che bello ragazzi! Natale è arrivato e al solo pensiero sono già emozionato. Oh, che bello. Che in questo Natale c'è una novità, c'è anche Sweet Bombi a mangiare qua. Bello, Nella bello, pranzo a bello. casa mia. Bello. Si sta tutti insieme a bere e a mangiare e magari più tardi si può ropetare. Ah, vedi. E quando i grandi sono alla quinta grappetta, io sgattaiolo in camera con Sweetly Bombi. Che finalmente, dopo tanto aspettare, ci toglieremo gli occhiali e ci potremo baciare. Bello. Che solo il pensiero sento suonare la banda I love you, Sweet Bombetta G, che G sta per Gianna Armando. Sì, vabbè. Vabbè, stavolta E lo mon che scombatte è un tamburo che suona. Oh piccola Bombi, ho già il cuore che tuona. Sì. E per non rischiare di fare un bel figurone, ho comprato le mente per il fiadastusone. E conto le ore, i minuti, i secondi. I dream only you, my sweet little Bombi. Last Christmas I give you my heart, in camera mi chiudo la porta. Di là i parenti che rido felici e noi di qua a riempirci di baci. Auguri my Bombi, my beautiful son. I need you, I love you, dal tuo bel San Juan. Sono emozionato e ho perfino le lesene che trasudano. Hai rovinato tutto. Chi è che ha ordinato la pizza alla cipolla?